Ciao Cristian, ciao a tutti, eccoci qui. Oggi stavamo pensando di fare di vedere una partita recente facendo facendoti un piccolo test, una discussione che potrebbe essere molto utile all'utente anche per capire come valutare la posizione e come scegliere la mossa migliore in alcuni momenti critici. Sei Ottimo, carico ottimo. per il test? Sono prontissimo, anche perché nell'accademia quasi sempre sono io che sottopongo partite agli altri e questa volta sono io sotto test. Forza Mhm. Andrea, sono carico, sono prontissimo. Fantastico. Guardiamo una partita che è stata appena giocata nel torneo di Gibilterra, nella Battle of the Sexes, 10 uomini contro 10 donne. Vediamo il grande maestro algerino, credo, Bellassen Bilel, che gioca contro la giocatrice russa Olga Giria. Vediamo come Olga Giria, giocatrice russa, no? Scuola sovietica, no? Giocatrice che segue tutti i parametri posizionali, e Bellasen gioca in un modo un pochino più spavaldo, in un modo un pochino più moderno. Ok, vedi la posizione da bianco, vedi le mosse? Perfetto, di E 4. l'Assen gioca D4, viene giocata a cavallo F6, C4 e 6, facendo finta di voler giocare aperture indiane, no? Però il bianco qua su cavallo C3 probabilmente vuole evitare la ninzo indiana, Sì. quindi gioca a cavallo F3 e qua adesso il nero gioca D5, trasponendo in un gambetto di donna rifiutato, no? Alfiere I7. Ecco qua siamo in una posizione classica che probabilmente abbiamo visto centinaia, no? Se non migliaia di volte. Quali sono le mosse più classiche qui per il bianco? Qui Alfiere c'è... F4, alfiere Esatto, G5, esatto. no? C per D5, E3, G3 per fare il fianchetto, potrebbe anche essere possibile, no? Però che è la mossa più classica in assoluto questa, ora questa è la variante che è più in voga, e Bellassen qua ci sorprende, una mossa che sembra scacchi moderni, sembra che sia una mossa di un giocatore che non ha idea del gioco posizionale, quando invece poi vedremo che giocherà benissimo anche posizionale. Gioca G4, cosa ne pensi? Oh. Sembra che vuole giocare la 600, no? Perché già almeno tre pedoni. E l'idea è che se nero prende, poi la torre Certo. va dietro. Ok, penso che in realtà non debba essere granché questa mossa. Penso che probabilmente il nero potrebbe semplicemente arroccare e su G5 sposti il cavallo in E4. Comunque, forse un po' precipitando le cose, la sua avversaria gioca C5 seguendo i manuali, no? Ovvero cosa dice il motto? Ad un attacco laterale deve Laterale. seguire una reazione al Al centro, centro. no? Allora il bianco prende, il nero non prende, non riprende subito in C5, arrocca adesso, il bianco gioca G5, attaccando il cavallo si sposta nella attiva casella E4, bianco cattura il cavallo, cambia le donne e gioca cavallo D2, ovvero il bianco ora ha un pedone in più, però ha i pedoni doppiati, il pedone sta per cadere e il bianco si accinge a catturare questo pedone. A questo punto il nero non prende in C5 e gioca una mossa di sviluppo che è cavallo A6. Ecco, in questa posizione ciò che ti vorrei chiedere è questo: come valuti la posizione? Che mosse considereresti per il bianco? Quale sarebbe la tua decisione finale? Ok, allora dammi qualche secondino. Sì.
Se Allora, vuoi, ecco, sì, qualcosa che propongo sempre è pensare ad alta voce, esatto, ovvero esatto. Allora, un flusso di coscienza, tutto ciò che pensi prova a dirlo. allora, quello che vedo è che il bianco ha bisogno sicuramente prima o poi di liberarsi di quel cavallo da D2 per rendere attivo l'alfiere, la torre, anche perché se il nero riesce a giocare pedoni in E3, magari ci crea qualche problema di impedonature, robe varie. Tanto quel pedone cade, quindi probabilmente mi viene subito così in mente cavallo in E4 così proprio subito, però c'è da valutare varie cose. C'è il pedone G5 che secondo me è fondamentale, però con cavallo E4 lo si difende. E, Quindi potremmo, sì, sì, quindi qua qua pensi che giocheresti cavallo per E4, è l'unica mossa che consideri o ne consideri altre? stavo vedendo una sua eventuale cavallo B4, se era veramente rompiscatole oppure no. Cavallo B4, alfiere di 2. Dopo alfiere di 2, no, c'è il doppio comunque. Cavallo E4, cavallo B4. Un casino poi, perché c'è la torre che occupa la colonna D e non va bene. È tosta. O si fa, però se qui faccio una preventiva a 3, poi non posso più catturare il pedone in E4. Quindi questa secondo me è da valutare, a meno che metto l'alfiere in fianchetto in G2, così il mio re può scappare in F1 sottraendosi da quell'attacco e allo stesso tempo impedisco che lui apra il fianchetto B7 e B6. Però ancora una volta, se gioco alfiere G2, mi cade il pedone G5. Cioè, secondo me il pedone G5 non deve cadere. Questo è quello Allora, che bisogna andare un attimo in ordine, secondo sì. me. Allora, consideriamo un attimo i vari aspetti della posizione. Com'è il materiale? Allora, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7. Ok, vantaggio di un pedone per il bianco. Per ora abbiamo un pedone in più, no? È anche Perfetto, vero che abbiamo due pedoni in presa, no? perfetto. C5 e G5, però anche 4 in presa, no? Ok, Diciamo che se cadesse uno dei nostri pedoni, ma cade anche i 4, manterremmo il vantaggio del sì. materiale, no? Ok. Quindi Eh, punto 1. Il nero ha un pochino di vantaggio di sviluppo, no? E quindi sì, dal punto di vista dinamico, ovvero nel brevissimo termine, dobbiamo stare attenti a gruppi e a dei trucchi. E questo vantaggio di sviluppo è qualcosa che dovrebbe essere colmato, no? Al più presto. E quindi qua, a parte la valutazione di per sé, devi cercare sempre, no, di trovare anche, cioè è già tanto anche trovare la mossa che dobbiamo trovare, a prescindere dalla valutazione della posizione, è la mossa meno peggiore, no? Ovvero a certo. volte è utile provare a confutare le nostre stesse mosse, no? Giocare la meno peggio, il principio di falsificazione, avevamo detto. Allora, qua cavallo per E4 sarebbe l'ideale, no? Sarebbe il top, perché abbiamo due pedoni in più, difendiamo. Ok, C5 ce lo può catturare, sarebbe un cambio, però difendiamo G5. Però, come tu hai detto, cavallo per E4 non è una mossa di sviluppo. Ci gioca cavallo B4, no? E qua non abbiamo modo di difendere la minaccia di C2 che è sia Sì. matto sia un doppio, no? Sì. Quindi se facciamo la casa per il re continua a esserci il doppio, anche se andiamo in D1 è una magra consolazione. Se spostiamo la torre è matto, no? Quindi Sì. questo non va bene. Quindi cavallo per E4 è già scartata. Perfetto. Allora, mi dicevi che dobbiamo stare attenti al materiale, no? E non vuoi perdere pedoni, però che è una cosa legittima, però per esempio, diciamo che se sei molto, diciamo, se sei molto cocciuto con il pedone in D5, magari la mossa che faresti è H4, no? Per Mhm. dire.
Però a questo punto ti ristabilisce la parità di materiale, ti difende 4, no? Sì. Cioè non so, non credo che fosse il massimo questo. Quindi, Sì. considerando ciò che hai detto, ancora prima, diciamo, della valutazione della posizione. Allora, qua, che cosa è importante? È importante mantenere il materiale di vantaggio nei limiti del possibile e completare lo sviluppo. Quale di Certo. queste mosse che hai detto è più adatta, idonea a tutti questi scopi? Alfiere G2, Alfiere G2, no? Che problemi ha Alfiere G2? Proviamo a valutare la posizione, proviamo a calcolare su Alfiere G2. Se ci prende, se ci gioca cavallo B4, come agiremo? Minimo Possiamo... alfiere per E4, no? E difendiamo Ah, tutto. già, anche alfiere per E4 controlla C2, sì. Alfiere per Sì, E4, sì, no? Siamo sviluppati, usiamo tutti i pezzi, poi lo ricacciamo indietro, no? sì. Anche se prende G5 abbiamo materiale di vantaggio. Per dire, prendi in G5, no? Ora evade retro cavallo, cavallo A6, B4. Sì. Qua, scusami, qua ha preso G5, ci ha spezzato la struttura, ma è uguale, questa è una minoranza, ha funzioni difensive. Guarda la nostra maggioranza, Vero. 4 contro 2, non è molto schiacciato qua il mio. Sì, veramente. Ok, quindi forse se lui cattura in G5 subito, anche catturiamo in E4, no? Ora guarda un momento ancora questa posizione, sviluppo completato, pedone in più. È vero che abbiamo 2 isole di pedoni, ma tanto è il lato della maggioranza, non dobbiamo vincere in quest'ala, giocheremo A3, B4, cavallo Certo. D6, pressione sull'ala di donna, vantaggio di materiale, 4 contro 2, vantaggio schiacciante del bianco direi io, no? Sì. E se catturasse C5, cavallo per E4 con pedoni in più, no? Posizione semplificata, se non ci sia nessun problema, o sbaglio? Sì, lo scacco d'alfiere non fa nulla. Si può dare scacco d'alfiere, però il materiale è molto semplificato, no? Ci Sì. spostiamo e non so, ci dà scacco. Se gioca E5 per attivare l'alfiere, così possiamo giocare tranquillamente Re G2, no? E poi completiamo lo sviluppo. Certo. Se gioca a torre di 1, ok, cambiamo altri pezzi, no? E poi continuiamo ad avere il pedone in più, no? Poi ci sviluppiamo, portiamo i pezzi in gioco. Anche lui deve svilupparsi, no? Ok, sì, giusto, sì. Portiamo i pezzi in gioco. Abbiamo ancora abbiamo un 4 contro 4, un 3 contro 2. Nel senso, si sentirà, no? La nostra maggioranza. Sì. Quindi secondo me alfiere G2 va bene, e se tutto va bene, se non si intorbidiscono le acque, avremo un chiaro vantaggio, no? No? Ok, sì. Va bene. Dopo alfiere G2. Il nero ti complica la vita, non gioca né, non cattura nessuno dei due pedoni, gioca E3, che era un'altra idea che era sgradevole, no? Secondo quanto mi dicevi. Ok, ora di nuovo a te la mossa. Ora devi cercare di proporre delle alternative e valutarle. Allora, prima che scarterei è F per E3, così a sentore. Però stai scartando senza prima fare le alternative, potresti fare qualche candidata e poi... Ok, Cioè, mosse candidate giusto per aprire, per enumerare tutto il ventaglio di possibilità, poi quando ok. hai enumerato le candidate le scarti o le approvi. Ok, giusto, va scartata dopo. Allora, beh, sicuramente c'è sotto il cavallo, quindi l'idea di togliere il cavallo dove? Allora, un'idea può essere sicuramente in B3 per non dare fastidio al mio alfiere Campochiaro. E, sì, e eventualmente cambiare su C5 quando lui catturerà, se catturerà, però su cavallo B3 mi viene sempre in mente cavallo B4, robe varie, strane. Beh, lì potresti arroccare anche comunque, no? Ah, è vero, c'ho ancora l'arrocco.
Ottimo, ok, quindi cavallo B3. Cavallo in E4 o in F3, non lo so. Ok, riesco a tenere il pedone G5, che era Sì. quello che mi piaceva, Sì, però anche sì. se, guarda, secondo me è che questa posizione è piuttosto semplice, le candidate sono piuttosto semplici perché è un cavallo in presa. Ti stai un po' confondendo, soprattutto nelle posizioni di calcolo. La fase delle candidate, se proprio prendi i libri di Kotov, no? Non so se conosci Kotov, no? Che Sì, ha quello che ha iniziato fatto Allenati come un gran o maestro, pensa come un grande pensa come un nome, gran non mi maestro. ricordo. Sì, comunque, cioè, le candidate devono avere una valutazione, sono solo le mosse che prendi in considerazione, no? Io dico sempre che le candidate sono come quando vuoi trovare un'idea geniale, magari fai un brainstorming, no? Magari per chi lavora in impresa, tanti colleghi tutti devono proporre un'idea, bisogna trovare un'idea innovativa, Certo, geniale. Magari è meglio sentire 10 fesserie che poi di è cui poi, vero, poi si scartano, è un'idea geniale piuttosto che 11 idee relativamente buone, ma nessuna di queste geniali, no? E quindi, cioè, proprio deve essere come un... le candidate non devono avere valutazione, fa nulla se tu dici fesserie così, se io dico fesserie, perché tanto rimangono nella nostra mente, no? Quindi non perfetto, devi valutarle. Quindi in questo caso è facile, il cavallo è attaccato, io direi F per E3, cavallo B3, cavallo E4 e cavallo perfetto, F3, no? perfetto, perfetto. Perché, oppure cavallo F1 e cavallo B1 in modo secondario. Noi in questo Ok, caso il cavallo attaccato non abbiamo scelta, anche perfetto. se ok, cavallo F1 e cavallo B1 sembrano troppo passive, no? Quindi a rigor di logica le dovremmo scartare, no? Quindi Ok, secondo me, io ti dico, dette queste candidate, che qua ripeto, un processo abbastanza facile perché il cavallo è attaccato, in altre posizioni sarà fondamentale invece. Qua prova a decidere tra F per E3 e le mosse attive di cavallo. ok, e qui entra la fase di calcolo, giusto? Di comparazione, sì che può, calcolo e valutazione, no? Perché alla fine c'è il calcolo deve... Perché, ecco, un'altra cosa, no? Spesso il calcolo, soprattutto negli esercizi base, finisce con il matto, con il guadagno di un pezzo, che dobbiamo calcolare per provare ad ottenere la miglior posizione strategica possibile, no? Ok, Quindi è più complesso, calcolo e valutazione. Cioè, puoi calcolare anche un paio di mosse, no? Un paio di semimosse e valutare quando secondo te la posizione si stabilizza. ok. A cavallo F3 va bene, Allora, sì. dicevi che volevi F per E3, dicevi che la volevi scartare. Sì, sì, anche, cioè, nel senso, vado in vantaggio di un pedone, poi lui, non so, cattura su G5 o cosa fa? Sì, cattura su G5 e poi ho quel pedone sotto, però potrei giocare F2 a quel punto. Mm, non è male, 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 male. Cioè, Oppure se ci magari pensiamo... potrebbe anche catturare il pedone che ti sta più a cuore, no? Il pedone in G5. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Oh, E ora continua a mantenere varie minacce, no? La struttura distrutta. Sì, sì. Tra l'altro, se tu vuoi difendere adesso il Mm, pedone, tutti e due i pedoni con cavallo E4, cavallo B3, sì, questo cambio strutturale ha anche indebolito il tuo re, no? Per dire cavallo E4 che difende i due pedoni. Ora il pedone era meglio averlo in F2. Ora sì, da eh scappo sì, è difficile da parare questo scappo, sì, no? sì, sì, E sì. se vai in F1 è matto. Se torni indietro con il cavallo, non so, ora non so se ti può attaccare, ma minimo ti può prendere in C5. A questo punto il materiale è pari e ora la struttura è un pochino rovinata, no? Cioè, i Certo, pezzi sono buoni, cosa ne pensi? Il tuo alfiere bloccato. non è granché, no? Quindi è un peggioramento della posizione, no? Ok. Ok, F per E3 indebolisce la struttura. Qui dobbiamo scegliere tra le varie mosse di cavallo. La prima che mi dicevi era cavallo B3, no?
Sì, cavallo B3 che difende C5, no? E le altre erano cavallo F3, no? O cavallo E4. Quale di sì. tutte queste mosse sceglieresti? Sì, credo che cavallo B3 sia migliore perché mi permette sempre anche un Se alfiere gioca in... cavallo B4, cavallo arrocchi, B4 dici. a Rocco, sì. E se prende e se prende in F2 poi in C5? Se Cavallo prende B3 per F2? F2... Ah, tu dici mi rovina... Cioè poi ci sono gli scacchi in H4. No, gli scacchi in H4 non ci sono perché c'è il pedone in G5, no? Cioè cavallo B3 per F2. Ok, ok, sì. Allora, cavallo B3 per F2 come continuerebbe? Per F2 direi proprio se catturo con re, Re per F2, cattura C5, cambio, alfiere alfiere per C5 C5 scacco, scacco, alfiere in E3 a quel punto. alfiere per E3 Re per E3. e lì ha recuperato il pedone. Mm. E com'è quella posizione lì? Beh, non è malissimo secondo me. Dopo che lui non ha più quel cavallo e quell'alfiere, non ha più pezzi attivi. Cioè ha la torre in A8 chiusa, l'alfiere in C8 chiuso. E la struttura pedonale che c'è il pedoni... Lui sta meglio, sì. Sta meglio lui? Come struttura pedonale, sì. E come posizione, considerando tutto nel suo complesso? Come posizione bisogna capire se lui riesce a liberarsi nell'immediato, cioè se lui riesce a giocare, non so, torre B8, E qual è la tua B6. sensazione? Ce la faccio o no? Che noi mettiamo una torre, cambio, re in E3, lui gioca a B6, noi mettiamo una torre su D1, lui c'ha già le torri collegate, no, non ce le ha, torre D1, alfiere B7, sì, c'ha le torri no, alfiere B7 non può farlo perché c'è il nostro alfiere B2, Nemmeno scusa, B6 poteva fare, no? neanche B6, sì, in queste sì, sì, e quindi C'è l'alfiere prima... catalano, no? Sì. E quindi non so se riesce a liberarsi prima che noi riusciamo ad entrare solo con una torre in D1 e poi in D8, perché se entriamo con una torre in D8 è tragico. Non lo so, Andrea. Per me sono troppe mosse avanti, non so quante Ma sono, 5, come la 6. valuterai? Il tuo istinto dice che va bene. Sì, sì, penso che Ok, guardiamo cavallo B3 o cavallo E4, va bene, ciò che è stato giocato in partita. Ok. Cavallo E4 è uguale. E per F2 il nero ristabilisce la parità di materiale. Alfiere 3. Ah, Però ok. guarda questo concetto. Ora, alfiere per E3, alfiere E7 è uguale. Torre A di 1, abbiamo un grande vantaggio di sviluppo e fa fatica a svilupparsi. Sono gli alfieri Perfetto. che puntano sull'ala di donna, no? Noi vogliamo già entrare nella sua posizione. Lui ha giocato alfiere per guadagnare un tempo, ma ora lui ha una struttura, cioè dal punto di vista accademico, la sua struttura è un po' migliore, no? Perché abbiamo varie Sì. isole pedonali. Per dire, facciamo finta, regaliamogli, non so quanti tempi gli regaliamo, 4 tempi di sviluppo, ok? Ok, 4 tempi senza che possa catturare pezzi, no? Solo per perfetto. svilupparsi. Facciamo finta che riesce a fare i 5. Ok. Facciamo finta che noi giochiamo mosse passive. Facciamo finta che lui gioca... Ok, lascia stare che poi ci sono pedoni in Sì, presa. sì, sì, Facciamo sì, finta che sì. lui può... il bianco fa mosse passive. Così, ora non so, il bianco difende il pedone, il nero gioca B6.
poi magari il nero centralizza il re, cioè il nero non ha debolezze, no? La sua posizione è perfettamente ok, Perfetto. no? Però Perfetto. in questa posizione come fa il nero a liberare l'ala di donna? Ancora uno sviluppo, un'iniziativa, abbiamo il re al centro, l'attività del re è molto importante nel finale, ci prepariamo ad assaltare la posizione nera, secondo me qua c'è un vantaggio chiarissimo perché il nero non riesce a portare in gioco questi pezzi prima che sia troppo tardi, cosa ne pensi? Sì, e se Andrea, stavo pensando adesso, e se appunto il nero, non so, gioca E5, poi toglie l'alfiere, Per esempio se gioca i5 iniziamo a prendere la colonna velocemente. perfetto. Ora E se- inizia per dire a togliere e che non ha tempo di svilupparsi, diciamo inizia, non so, cambia e sviluppa l'alfiere, no? sì, Perché stiamo minacciando Matt, però noi perché tipo sì, c'è prendiamo subito sempre, un 7, certo, e non torre riesce a B8 sistemarsi, gioca non è torre una B8, minaccia. tanti attacchi, però noi stiamo continuando a minacciare Matto, Sì, quindi avanziamo il pedone, no? Non può sì, catturare l'alfiere appena il matto e quindi noi siamo, può prendere in A2, però abbiamo già vinto dinamicamente, no? Stiamo già sì. andati a donna, si è sviluppato, però abbiamo un pedone passato e stiamo andando a donna, game over. Perfetto, O perfetto. sbaglio? Sì, 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 perfetto. Carina, no? Molto, molto, molto. Diciamo che i Quindi tre è un pedoni... concetto molto interessante, struttura rotta ma non ha tempo di È svilupparsi. vero, è Se vero. gioca alfiere di 7 possiamo prendere in B7 anche oppure inchiodare, no? Lungo la colonna D, Certo. è devastante, no? Questa posizione. O mi Certo, ecco, sbaglio? no, no, è vero. Andrea, colgo il momento per farti una domanda, ma si dice sempre appunto che i tre pedoni davanti al re della Rocco sono fondamentali, in questo caso sono la sua croce, no? Quindi tu consigli quando si ha tempo di spingerne uno o solo se è strettamente necessario? Secondo te qual è la risposta? Dipende, è la Dipende risposta. dalla posizione. Per dire, lui potrebbe provare a centralizzare il re, no? Lei, no? Olga Chiria potrebbe provare a centralizzare il re, però guarda, prendiamo la colonna, ora prova, non so, a portare il re al centro per evitare che noi, scusami, noi Sì, minacciamo di entrare, no? Se tipo fa torre B8, noi sì. entriamo, inchiodiamo, no? Andiamo ad attaccare tutto, però tipo potrebbe portare il re, e ora però, ora la sua croce saranno, per esempio il pedone in H7, cosa ne pensi? Non può difendere tutte le debolezze, abbiamo Sì, iniziativa. sì, sì. No, mentre si sviluppa, mentre tiene le entrate, gli cade qualcosa. Guarda, avrei potuto provare a giocare alfiere di 7, anche noi iniziamo a prendere il pedone, lui ora recupera il pedone e entra addirittura, però guarda, noi per esempio giochiamo, non so, torre B1, no? Se rimane con la torre in B2 ancora una volta, non ha tempo e Sì. modo di sopravvivere perché stiamo invadendo, cioè è riuscito, ha avuto giusto i tempi per recuperare il pedone, ma l'alfiere in D7 sta male, un obiettivo d'attacco e ora prende matto, no? Perché sposta l'alfiere e abbiamo un attacco da matto. O guadagniamo l'alfiere, no? Cioè, e quindi vinciamo. Certo, Stupendo, no? Oppure, bello, non bello. so, oppure si accorge del matto, cambia le torri, qua ancora questa posizione, dal punto di vista strutturale, questo è un pedone isolato, ma è anche un pedone passato. Questa posizione è completamente persa per il nero, perché entriamo in settima, 7 debole, spingiamo il pedone appoggiato anche dai nostri pezzi, ovviamente senza passare da questo attacco raggi X, ma se spostasse la torre possiamo appoggiare anche il pedone con il re in un futuro, attaccare, e questo finale è completamente vinto per il bianco. Sei Sì. d'accordo? Sì, 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 d'accordo, Ti faccio d'accordo. vedere la partita velocemente come è finita, solo Certo, per provare, quindi come ulteriori dimostrazioni delle nostre valutazioni. Allora, a questo punto qua il nero ha giocato torre B8 per provare a sviluppare l'alfiere, torre D1, non gli si lascia tregua, se nero cambia le torri poi perde, no? Per via delle nostre certo. entrate. Torre 8 per mantenere un difensore. A questo punto il bianco inizia a spingere i pedoni. Nero gioca e su B6 possiamo giocare C6, no? Con pedone passato. Madonna. E5, a questo punto il bianco spinge la propria struttura. C'è un grandissimo vantaggio posizionale ancora perché
questa struttura nera, il pedone in B7 è una debolezza di lungo termine, su B6 ci sa, abbiamo un pedone passato, nel frattempo invadiamo la sua posizione, no? Certo. È davvero tragica, no, la situazione. Qua nero ha giocato re F8, torre D6, anzi no, chiedo scusa, A5 ha giocato il nero, perché poi ci possono essere anche idee di giocare A6, no? Per poi creare una debolezza in A7, creare il pedone passato, no? Che può vincere. Il nero qua ha giocato alfiere C4, torre D6, per preparare magari un raddoppio di torri, no? Fiere B5 per tenere la settima, alfiere E4. Possiamo vedere ancora come tutti i pezzi neri siano passivi, no? Devono stare attenti alle debolezze. Il nero qua gioca alfiere C6, torre a D1. E ora guarda, su alfiere per, questo è una strage per il nero perché, ripeto, il nero non riesce mai a muovere questo pedone perché glielo abbiamo fissato, glielo abbiamo legato, no? La sua struttura. Poi iniziamo a raddoppiare in settima e a mangiare tutti i pedoni. Il re sta puntando a E5, no? Quindi se giocasse anche re E7 o sposta la torre può cadere E5. Se gioca F6, non so, comunque ora possiamo o attivare di più il re oppure la settima diventa anche una traversa con possibili reti di matto, è finita già ormai, no? Qua il nero ha giocato torre C8, il bianco senza fretta continua a prendere spazio, H4. Sì, è senza fretta, sì. Re 7, H5, sì, perché massimizza e migliora la sua posizione il più possibile. Ora se il nero, non so, poteva giocare G6 forse, no? Però dopo G6 magari H6, il bianco ha guadagnato tantissimo spazio con i pedoni, e poi non so, si potrebbe giocare dopo. Ora il pedone in E5 isolato, un piano potrebbe essere iniziare ad attaccare il pedone in F7, no? Per dire, il nero passa, alfiere di 5, sul alfiere per, torre per cade E5, poi dopo entriamo in settima, entriamo con il re. Se continua a passare, non so, attacchiamo il pedone, e poi entriamo, il nero l'abbiamo paralizzato, che cade E5, la caduta di E5 è il principio della fine. Dopo H5 il nero ha giocato torre C7, il bianco crede nel materiale e cattura il pedone in H7, che sarà la chiave della vittoria. Torre H8, G6, per alfiere per, e ora il bianco continua ad avere una posizione superiore e con più materiale. Il nero prova a cercare controgioco con la torre, ma il bianco inizia ad attaccare le debolezze. Ora il pedone in G7 è in presa, no? E dopodiché poi il pedone H non avrebbe rivale, sarebbe appunto passato, no? Nero gioca re F7, D5, proprio continuando l'operazione di restringere il più possibile i suoi pezzi. Ora torre D8 con la minaccia velata alfiere G6, no? Con infilata. Re 6, torre D5 che minaccia il pedone. E ora re 6, ora come è solito succedere, una piccola combinazione tattica che chiude la partita. Come fa una piccola combinazione che guadagna un pedone, il secondo pedone. E c'è torre per E5? Torre per E5, sì. Torre G5, re via, e il nero abbandona. Il nero avrebbe potuto continuare a giocare, però per come ha giocato il bianco, senza lasciarlo nemmeno respirare, con due pedoni in più, tutti i pezzi limitati, la vittoria a lungo termine sarebbe stata certa. Bellissima. Andrea, scusa, una domanda. Quando il bianco si ritrovava con l'alfiere in H7, puoi ritornare a quel punto lì? Sì. Esatto, alfiere H7 e poi cosa è stato giocato? La torre e poi G6. Ecco qui, scusa, F6 non era buona per il nero? No, non era buona. Perché è vero che l'alfiere è intrappolato, però tutte idee di promozioni, non so, H6. C'è quella spinta lì. Beh, bella domanda comunque, sì. Pedone è libero, no? Giusto, c'è il pedone in H. No, sembrava un suicidio, invece... Bella.
Ottimo, ottimo Andrea, veramente una bella partita. Quindi, insomma, da quello che ho sentito, gli uomini hanno vinto poi questa sfida, maschi Sì, contro sì, femmine. A sì, quanto? sì, Sai di quanto per caso? di poco. Sì, sì. Bene, bene. Tra l'altro avevo anche un allievo lì che giocava, se lo posso chiamare così, più che a questi livelli, più che allenatore, magari un analista, no? Preparatore, no? Di varianti. E, ed erano tutti molto felici da quanto ho saputo. Anch'io sono felice, no? Perché a volte segui qualcuno in un torneo così forte e dà soddisfazione che poi portino a casa i risultati. Bellissimo, bellissimo. E l'hai aiutato nella preparazione d'apertura, se si può chiedere. Sì, 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 no, perché sì, sì, che è una buona collaborazione, l'avevo aiutato anche nella Coppa, nella World Cup, nel suo campionato nazionale, però per segreto professionale non posso dire chi è per ora, se no dopo è più facile da prepararsi, no? Se sanno con chi si prepara. Certo. Fantastico, va bene Andrea, grazie mille, mi sono divertito un sacco, spero anche coloro che ci hanno seguiti fino alla fine e ci vediamo alla prossima. Alla prossima, Va bene, ciao a tutti. ciao a tutti, Ciao. ciao ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!